Si immaginava che si poteva arrivare a questo traguardo tra le prime 10, diciamo, scelte, diciamo, come diceva lei recentemente, un obiettivo già raggiunto, insomma. Sì, no, io credo che a me a sentir dire non se lo aspettava nessuno, ma ho sentito anche tanti sindaci siciliani che hanno chiamato, pensavano che nessuna città siciliana quest'anno entrasse tra i primi 10 perché c'è il 2018 con Palermo e per noi l'obiettivo è sostanzialmente raggiunto. Avevamo quello di stare dentro i primi 10. Poi adesso siamo tra i primi 10, continuiamo a sperare, però obiettivamente già il traguardo per noi è Un stato programma ricco, conquistato. un programma vasto che servirà proprio per cercare di catturare ulteriori consensi, anche perché stanno arrivando numerose adesioni, endorsement, insomma, da tante parti d'Italia. Un grande spirito, diciamo, di comunità si è creato dentro le cinta murarie della nostra Agrigento, però avere endorsement anche di gente nota che con Agrigento ha un rapporto non strutturato, penso a quella Cucinotta, a Catherine Spack, che si sono sentiti nel ricordo di ciò che sono state le loro esperienze ad Agrigento poter dire sì, avete tante di quelle emergenze culturali, ambientali e archeologiche per cui fate bene a candidarvi e credo che questa è una grande iniezione di fiducia che serve per ciascun cittadino. Noi l'ambizione che abbiamo è che ciascuno di noi agrigentini si trasformi da abitante residenziale ad abitante culturale. Quando avremo raggiunto questo obiettivo Agrigento già sarà volata.